Vorrei fare una premessa, ecco, prima di tutto, anzi due. La prima è che voglio tenermi e cercare di chiudere entro le 9, quindi sarò abbastanza schematico, ma cercherò anche di buttare lì una provocazione, se mi permetterete. La seconda è quella che ho assistito, se non proprio a tutto, ho seguito con molta attenzione e ho apprezzato l'entusiasmo con cui i relatori ieri hanno presentato tutta una serie di concretizzazioni di un dibattito che c'è stato all'interno del tavolo del turismo digitale e che sta concretizzando. Abbiamo visto che quello che non è stato solo un tavolo, un confronto, no? Una palestra di idee e di parole, ma è stata invece una esperienza che si sta concretizzando con le cose che dicevi tu, Stefano, prima. Alcune di queste. Ne aggiungo altre perché poi non è stato così semplice. Vedere il DMS che diventa un atto concreto, qualcosa di concreto, vedere l'osservatorio federato che acquista significato e sta funzionando, vedere anche alcune sperimentazioni di ecosistema digitale e poi l'app di cui parlavi prima, cominciamo a concretizzare veramente quello che è stato il dibattito e il confronto all'interno del tavolo, quindi con un certo successo, anche se dovremmo probabilmente il più presto possibile ritrovarci anche con i sistemi moderni con cui ci confrontiamo oggi, perché probabilmente qualcosa va rivisto. E qui credo che 2 o 3 considerazioni vadano fatte in maniera molto semplice anche da chi vive quotidianamente insieme ad imprese turistiche, come per il lavoro che faccio io. La prima è questa: il momento è sicuramente io non ricordo che il mondo delle imprese, in particolare quelle turistiche, che sono le più colpite, abbiano mai vissuto un momento così drammatico. L'Enit dice, se non vado errato, che ci saranno circa 71 miliardi di perdita nel settore. Nel Veneto avremo dimezzati il numero delle presenze, sono dati dell'Enit, insomma. E le imprese vivono questo evidentemente con una grande insicurezza, con una grande incertezza, e anche gli interventi che vediamo di sostegno, diciamo che probabilmente non aiutano, perché certamente servono a superare il momento, ci mancherebbe altro, servono a dare una mano a superare il momento, ma probabilmente non ci danno prospettive, non vediamo in questo momento un quadro di prospettive per il futuro, un ripensamento per il futuro. Io a questo però aggiungo anche un secondo dato, una seconda riflessione che emerge negli ultimi mesi, ed è questo dato che sta emergendo dai grandi studi sul mercato turistico mondiale, e cioè questo che nel 2020 abbiamo avuto da parte delle grandi agenzie turistiche online, varie Expedia, Booking Online, eccetera, una perdita di mercato. Una perdita di mercato sicuramente non grande, si parla di un meno 10%, ma sicuramente significativa, anche perché è un trend che non è sviluppato solo durante la pandemia, ma che aveva cominciato prima. Sicuramente si è accentuato ed è cresciuto durante la pandemia, ma che dà qualche significato, a mio avviso, che va anche perché sono gli stessi studi che lo dimostrano. Da un lato si dice che questa perdita sia dovuta a un minore investimento che le grandi OTA hanno fatto nel mercato, nel sistema pubblicitario. Dall'altro però anche per una modificazione forte da parte del turista, non solo quello di tanto che sta utilizzando gli strumenti digitali oggi per essere più, e cioè quello della ricerca da parte del turista di un rapporto diretto. Un rapporto diretto, vuole essere più tranquillo, più sicuro e vuole dialogare direttamente con il sistema territoriale e con le strutture ricettive che lo ospiteranno. E questo evidentemente da un lato è una risposta al turista, ma dall'altro lato significa anche che, e su questo Stefano sicuramente ha fatto un gran lavoro, ma non solo lui, insieme con la regione, significa anche che nel mondo, non solo fortunatamente nel Veneto, il sistema turistico, il sistema ricettivo, i sistemi territoriali si stanno attrezzando per cercare di dare delle risposte che siano molto specifiche e molto individuali. E su questo, il terzo elemento della riflessione che voglio fare, credo che su questo sia fondamentale l'utilizzo di tutti gli strumenti informatici di cui abbiamo visto durante il tavolo, ma che abbiamo visto anche ieri, per conoscere dettagliatamente ogni singolo bisogno del turista. Questo è l'obiettivo che dobbiamo porci, e guardate, poi farò anche una riflessione tra poco che va al di là del turismo. Nel senso che questi strumenti permetteranno ai sistemi ricettivi, ai sistemi delle destinazioni,
ai sistemi territoriali di comprendere e di rispondere fino in fondo, prima con i sistemi informatici, poi con l'accoglienza diretta, ai bisogni singoli e individuali. Abbiamo visto ieri alcune esperienze eccezionali, ma non solo relative al DMS, ma anche da questo punto di vista. Abbiamo la possibilità veramente di accogliere con questi sistemi, di accogliere e conoscere la famiglia, i bisogni del singolo turista, e non mi dilungo più su questo. Quindi siamo di fronte a un turismo sempre più digitale, anzi forse tra le imprese, quelle turistiche sono quelle che maggiormente hanno assorbito il digitale. Siamo di fronte a un turista che cambia, che diventa più digitale, che probabilmente usa oggi il digitale non solo per, lo vedete anche ieri, non solo per scegliere la località, ma addirittura per divertirsi prima di arrivare nella località e conoscerla e passare anche un po' di tempo a gustarsi nella località. E su questo però credo che dovremmo ipotizzare il futuro. Ipotizzare il futuro che, lo ripeto, io sapete che ho questa, chiamiamola così, malattia professionale, che è quella di dire attenzione, il turismo è fatto dalle imprese. Senza le imprese non c'è turismo, lo ripeterò sempre e continuo a dire, le imprese che fanno le risorse economiche per il turismo. Ma su questo credo che dovremmo lanciare alcune, tra virgolette, provocazioni, lo dovremmo fare come sistema turistico, a partire dal Veneto anche per le caratteristiche del turismo nel nostro territorio. La prima è questa. La prima è che dobbiamo, poi Italo su questo ci darà anche, credo, alcune altre indicazioni, ma la prima è quella di cominciare a considerare il turismo come un settore economico a sé stante. Il turismo non è trasversale, come ci dice spesso e come spesso lo intendiamo, per cui ogni volta che facciamo degli interventi diciamo sì, c'è l'impresa, ma anche il turismo arriverà su questo. No, il turismo non è un settore economico trasversale. Il turismo è un settore economico fondamentale, è un volano per l'economia del territorio, è un settore a sé stante. Su questo deve essere un concetto culturale che dobbiamo portarci avanti. E non sarà secondario in previsione di quello che saranno gli investimenti che il governo, lo Stato, le regioni faremo nei prossimi 7 anni, quello del piano 21-26. E io credo che su questo sia il primo, come dire, la prima maturazione culturale che dobbiamo fare rispetto al settore turistico. La seconda, ma è conseguente, abbiamo visto come tutta una serie di strumenti messi in atto oggi stiano diventando delle infrastrutture per le imprese. E qui lo chiarisco molto meglio. Non è che queste infrastrutture, questi servizi che stiamo predisponendo per le imprese, e parlo dell'osservatorio in questo caso, dell'osservatorio regionale, parlo del DMS, che queste strutture siano, questi servizi siano i servizi che la regione, che le camere di commercio, che le associazioni mettono a disposizione delle imprese turistiche. Non è così. Dobbiamo anche qui fare un salto di qualità ed è veramente su questo io credo che dovremmo fare una riflessione. Queste devono essere considerate dalle imprese e dal pubblico delle infrastrutture. C'è il dottor Di Pietro, affronteremo l'agenda per quanto riguarda la banda larga nel territorio del Veneto con i problemi e gli aspetti positivi che tutto questo ha. Ma insieme a questo noi dobbiamo ipotizzare che tutta una serie di servizi diventeranno e devono diventare delle vere e proprie infrastrutture per il territorio. L'osservatorio non è una cosa che riguarda solo il turismo, è un qualche cosa che riguarda lo sviluppo economico del territorio, perché conoscendo questo siamo in grado di creare dei territori accoglienti sia dal punto di vista turistico che imprenditoriale. I nomadi turistici, sì, il turismo e i nomadi digitali avranno queste caratteristiche e saranno uno dei settori economici sicuramente che faranno crescere determinati territori. Dovremmo ipotizzare quindi anche alcuni altri aspetti. La Spagna ha fatto una cosa abbastanza semplice ma utile. Ha ritenuto che il digitale nel turismo sia fondamentale per tutta l'economia e ha fatto sì che il ministro non sia solo il ministro del turismo, ma diventi anche il ministro dell'agenda digitale. Ecco, io credo che, ne facciamo un altro esempio. In Italia abbiamo tutto un piano sicuramente positivo che tutti stanno sfruttando, che è Industria 4.0. Teniamo conto che nel turismo le imprese sono quelle che maggiormente in questi anni hanno avuto uno sviluppo digitale. Probabilmente dovremmo anche qui capire che non è qualcosa di, ripeto, trasversale, ma un qualcosa di, è un settore a sé stante che ha bisogno di questo tipo di interventi. Ecco, io penso che questo sia il ragionamento su cui dovremmo affrontare il futuro. Perché senza questo tipo di cultura corriamo il rischio di andare a fare dei palliativi. La cultura è diversa. Quello che dovremmo affrontare oggi, se lo vogliamo affrontare in termini radicalmente diversi, innovativi e dare risposte alle imprese e al sistema economico italiano, questi sono i concetti di base, a mio avviso.
Primo, il turismo non è qualcosa di trasversale negli altri settori, ma è un volano per l'intera economia e su questo dobbiamo concentrarci. Secondo, alcuni servizi che abbiamo messo in moto non sono semplici servizi, ma devono diventare le infrastrutture per il territorio ed essere finanziati in base a questo. Terzo, la digitalizzazione è uno dei fattori fondamentali per il turismo e lo diventa di conseguenza anche per lo sviluppo economico e sociale dei territori.